Buonasera, si parla di ruote in pista, ma non solo. In collegamento da Trieste abbiamo Emanuele Beraldo. Ciao Emanuele. Ciao, ciao a tutti. Allora noi partiamo da quella che è la stagione attuale, tu lo ricordiamo, sei un pilota eclettico, spazi dalle due ruote in pista, la velocità in salita, tanti anni fa anche con lo scooter, sempre in pista, perciò una esperienza importante la tua che poi ti porta anche a fare il docente per quanto riguarda appunto istruttore sulle due ruote. Allora partiamo innanzitutto dalla nuova stagione, dove ti vede impegnato. Io so già qualcosa, ma raccontiamolo anche agli amici di Telefriuli. Allora, sì, ciao a tutti. Questa stagione ho deciso intanto di tornare nei circuiti, nei autodromi e visto anche che l'infortunio che ho avuto lo scorso anno a metà stagione, e diciamo in allenamento, non durante le gare, e quest'anno ho deciso di fare la wild card in vari campionati. Quindi ho fatto la prima tappa a Brno, pista in cui non ero mai stato e che l'ho trovata fantastica come immaginavo, dentro un campionato tedesco. E la seconda gara l'ho fatta a Magione dentro il contenitore del Moto Estate, però correndo nel Trofeo Italia. Ecco, Trofeo Italia però mi raccontavi fuori onda che ti scontravi in una classe molto aperta a livello proprio di moto, perciò c'è stata sicuramente una bella battaglia anche tra moto e moto con diversi valori in campo. Sì, sì, infatti. Allora, il Trofeo Italia era un trofeo che a suo tempo aveva un grosso successo, che prima era l'Interforze, quello di tutte le forze militari italiane, eccetera. Dopo è diventato il Trofeo Italia e dopo era svanito. È tornato quest'anno come prova in data unica a Magione e hanno visto per dopo ricominciare col prossimo anno facendo più gare, insomma più round. E ero dentro la classe 1000 Open, che dopo era nel contenitore del Moto Estate 1000 Open, cioè la classe regina del Moto Estate, quindi io con la unica Naked, la mia fedele Tuono V4, che va bene certamente, ma con le super sportive insomma paga comunque quei 30 cavalli e anche l'aerodinamica ovviamente. Con la Tuono però qualche anno fa hai vissuto dei bei ottimi momenti a livello di trofeo. Raccontaci quella che è stata appunto una stagione esaltante per te. Sì, sì, beh, diciamo che sono riuscito a agguantare dei secondi posti a Misano e anche un primo a Vallelunga. Insomma, mi ha dato le sue soddisfazioni. Ma come mai una gara di campionato tedesco a Brno? Come ti è venuta l'idea? Perché è una cosa Ma piuttosto perché appunto strana. volevo, come ho detto, quest'anno non voglio, cioè non ho interesse di fare un campionato intero, diciamo, seguirlo interamente e di fare la wild card. Brno volevo provarla e il campionato tedesco fa una Aprilia Cup che invece in Italia non c'è più, c'era anni fa ma non c'è più, e per i pochi partecipanti credo. E invece qua c'era la griglia tutta Aprilia, quindi maggior parte RSV4, cioè le carenate, ma anche varie tuono. E si correva tutti insieme, ma dopo c'erano le classifiche separate. Io volevo provare una pista così storica e insomma, famosa e infatti sono rimasto contentissimo. Ecco. È veramente bella. Com'è andata poi raffrontata soprattutto alle moto gemelle la tua? Là ho fatto quarto, considerato che era una pista che è la prima volta che ci andavo e ho avuto poco tempo, diciamo, per memorizzarla e non è tanto facile perché insomma è più grande del Mugello, però quarto a 2 secondi e 8 dal primo, quindi insomma che è uno che conosce molto, che insomma che vince sempre Brno, quindi insomma ho avuto soddisfazione, ecco. La pista non la conoscevi, perciò dovevi memorizzare tutto. Quanto conta conoscere e memorizzare un tracciato ed avere praticamente una sicurezza massima? Allora, sì, diciamo che in una pista nuova, come adesso andrò a fare a Cremona, perché questo lunedì vado infatti a un Dunlop Track che c'è di prove libere a Cremona, perché vorrei fare la gara a fine settembre proprio a Cremona e non ci sono mai stato, quindi voglio andare per conoscerla prima.
E così, anche Brno, appunto, sono andato là un po' alla cieca. Mi sono aiutato un po' con qualche video on board e con qualche, diciamo, vedendo la cartina, insomma, la mappa di come gira la pista, però dopo quando si è là, chiaramente, i primi giri un po' ci si cerca. Beh, è una pista spettacolare. Io ho avuto così la fortuna anche di viverla con una gara da spettatore in MotoGP. Ti posso dire che sì, va bene il Mugello, però non ha niente da invidiare, Bernò. No, ti dirò la verità che io il Mugello lo conosco molto bene, ci ho fatto tantissime gare e mi è piaciuto più il Bernodi del Mugello, cioè l'ho trovata ancora più affascinante, ecco. Tu però sei un pilota che non disdegna neanche le gare di velocità in salita. Parliamo perciò non di circuiti, ma di strade normali che vengono adattate alle competizioni. Anche lì tanti anni di belle soddisfazioni. Eh sì, diciamo come road racer ho cominciato nel 2009 e, diciamo ho saltato solo il 2013 che sono tornato nei circuiti e dopo fino al 2016 compreso. E dopo di nuovo per 3 anni sono andato nei circuiti per ricominciare con la salita nel 2021. C'è poi E sì, chi, sì, sì, ho c'è corso poi anche chi gli europei, ultimamente, sono vinto un come anno. il tuo quasi omonimo, come soprannome Barry Rivellini, si è rigettato di nuovo nella velocità in salita. Cosa ne pensi, visto che non ci sente nessuno? È troppo vecchio o riesce ad andare ancora forte? No, no, riesce ad andare ancora bene. Diciamo, quest'anno ha, diciamo, non è handicap perché anzi invece è un pro della moto nuova, però chiaramente bisogna anche adattarsi, adattare la moto e adattare il binomio moto-pilota. E invece il ricordo che hai, perché tu hai corso praticamente anche con gli scooter, erano anni particolari, anche lì un qualcosa di molto particolare, io lo ricordo. Qual è il tuo pensiero di questo tipo di competizione che chiaramente mette in luce anche dei marchi che poi si trovano in concessionario, perciò farli correre, dare della visibilità è sicuramente importante. Sì, a suo tempo era venuto, diciamo, sono stato uno dei pionieri, perché era venuto fuori questa idea di correre con i maxi scooter, perciò non con i scooter, quelli piccoli classici 70 che hanno corso già da tanti anni prima, nel Malosio, Pollini, eccetera. E, e ho deciso di imbarcarmi in questa avventura, un po' supportato insomma da amici meccanici. E il primo anno mi pare, adesso non mi ricordo se ho finito terzo o quarto, e il secondo anno, cioè il 2006, invece ho vinto il titolo italiano. Ed è stato insomma divertente, ecco, è stata una parentesi divertente che poi mi ha portato anche aiuti di sponsor e insomma visibilità, perché vincere comunque un titolo, anche se con uno scooter è sempre due ruote sono, sempre Valle Lunga, Magione, c'era Franciacorta, quindi piste vere. Senti, tu hai nominato alcune piste adesso, prima ne avevamo parlato di Mugello e Brno, ma qual è la pista che tu puoi dire di conoscere bene, ma soprattutto molto adatta alle tue caratteristiche di pilota? Allora, diciamo che le piste che un po' più alla vecchia maniera, che quindi appunto si avvicinano un po', anche se con tanta più sicurezza dei circuiti stradali, sono sicuramente Imola e Vallelunga e che sono le mie preferite in Italia. Diciamo che Imola ci ho corso, ci ho fatto anche delle gare, però è un po' sempre più difficile perché è abbastanza chiusa per vari motivi di quello del rumore e altri problemi. Non si riesce a girare molto facilmente a Imola. Invece Vallelunga è una pista appunto in cui ci ho fatto tante gare e anche se è lontana perché è Roma, ci torno sempre volentieri perché appunto forse diciamo dopo Imola è la mia pista preferita in Italia, Vallelunga. Senti, hai parlato di una gara a settembre, ma la tua stagione continua anche prossimamente o devi ancora scegliere quelle che saranno le gare con wild card dove ti vedranno protagonista? Ma allora sì, diciamo che ho deciso che le ultime due wild card le farò tutte e due nel stesso campionato, quindi nel moto estate, però proprio questa volta nella classe Naked, cioè quella che, insomma, che mi spetterebbe, ecco, dopo aver fatto gli exploit che ho fatto e, diciamo in Repubblica Ceca e a Magione con le carenate. E quindi
adesso appunto lunedì, questo lunedì qua, 25, vado ad allenarmi a Cremona e a conoscere il circuito. E dopo il 6-7 di agosto farò la gara a Varano, appunto nella categoria NAC del motoestate, e l'ultima, sempre del motoestate, che sarà appunto a Cremona. E poi chiaramente la tua stagione professionale continua anche con la Rock and Roll Racing. Lì non si parla di competizione, ma si parla di insegnamento alle due ruote in vari circuiti. C'è la fortuna per molti anche di partecipare a 4,5, ma non solo, si spazia anche oltre in altre zone d'Italia. Sì, adesso noi siamo anche tutti tesserati, gli istruttori di Rivellini, sono tutti tesserati AXI, che è insomma, che è un riconoscimento importante a livello anche europeo, e quindi appunto una bella certificazione, e i nostri corsi continuano, anzi i prossimi sono il 29, 30, 31 a Tolmezzo, e dopo anche in agosto abbiamo delle date, e dopo continuerà anche a settembre e penso anche i primi di ottobre. E niente, insomma, Gran belle si va opportunità, avanti. ecco. Sì. Barry, noi ti E oltre a quello ringraziamo, ovviamente ti auguriamo una buona stagione sia professionale nell'insegnamento, ma ovviamente anche quella con le competizioni, appunto per il nostro Barry Emanuele Beraldo da Trieste. Grazie e buona serata. E ringrazio tutti, saluto tutti i sostenitori, F Motori e te Marco, e anche i miei sponsor principali che sono McDonald's Trieste, Moto Charlie e Rock and Road, e anche il Motoclub Vafna, che è quello che mi supporta come tesserato. Approfitto per farvi vedere alcuni dei cimeli che ho qui, oltre ai caschi che dopo magari vediamo. Qui ci sono le giacche vere della Parigi-Dakar, ci sono tutte dalla prima all'ultima. Adesso non le sfilo tutte, ma vi posso far vedere la differenza tra questa qua è la prima, 1986, quando si usava ancora il cuoio. Queste adesso, qui abbiamo tolto la protezione, qua invece c'è. Qui c'erano le prime tasche in Gore-Tex, con le tasche classiche. Qui vedete ci sono alcuni tratti con la matita, perché poi io queste giacche le ho praticamente disegnate assieme ad Dainese. Qui c'era già la tasca per riporre il paraschiena o per riporre addirittura la borraccia, il velcro per appiccicare il numero di gara. Prendiamone un'altra, facciamo quella della Yamaha. Questa è quella della Yamaha, 96, questa era già diversa, no? Ci siamo inventati, oltre ai nomi eccetera, abbiamo la tasca qua dietro per portare la borraccia, poi c'erano tutte le protezioni, sono nate le pettorine, sono nati i paraschiena, nido d'ape. Questa qui è la giacca con cui ho vinto la prima Dakar, 1988. Gli appassionati conoscono benissimo i colori dell'Africa Twin quali sono. Questo motivo sulla giacca è un motivo che ho voluto fare io assieme ad Dainese, ovviamente, perché queste sono tutte delle giacche fatte su misura, venivano provate, disegnate, cuciti gli sponsor, tutto fatto su richiesta, e da qui sono nati anche i colori dell'Africa Twin. E poi anche la Dainese ha fatto queste giacche riportando questi elementi così un po' decorativi della veste motociclistica desertica. Qui sono tutte, ci sono quelle della Cagiva, Lucky Strike, Lucky Explorer, sì, Lucky Strike era perché non si poteva fare la pubblicità delle sigarette, quindi da Lucky Strike è diventata Lucky Explorer. Allora la prima che ho vinto con la Cagiva è questa, è fatta come quella di prima, tasche, taschine, anche qua, vedi. E poi c'è questa, sempre Cagiva, Albatros, che ho vinto la Dakar nel 94, con lo sponsor Albatros.
Vedi anche queste grafiche qui erano tutte grafiche che ho fatto io, perché se tu vai a vedere le foto la moto era blu con le 2 righe, no? Quindi era tutto un coordinato, anche il casco coordinato con i colori della giacca, no? Era tutto fatto. Questi sono caschi in fibra di carbonio che pesano 900 grammi. Ero anche ambasciatore dell'Unicef. Poi abbiamo le giacche dei faraoni, erano diverse. Le giacche dei faraoni avevano dei supporti di rete, erano queste, perché in Egitto faceva molto caldo. Voi vi direte è uguale, non è vero, non è uguale, perché qui abbiamo una retina bianca che veniva posta su tutto il perimetro della giacca e soprattutto il collo basso. Alla Dakar fa molto freddo fare la Dakar, c'era molto freddo, mentre ai faraoni c'era molto caldo. Vedete, c'è questa e anche questa. Quando vinsi sempre con la Cagiva Marathon e ho vinto il Rally dei Faraoni con questa giacca, anche qui notate il collo basso anziché il collo a fascetta, perché come ripeto faceva molto freddo in Marocco, soprattutto quando si attraversava il Marocco. Quindi queste giacche avevano dei modelli di taglio un po' diversi dagli altri. Così vedete proprio la differenza, l'evoluzione che c'è stata. Ho voluto mettere la gobba come usano i piloti del motomondiale nel 98. Ovviamente tessuti diversi, abbiamo provato un sacco di tessuti, prese d'aria, questi tessuti per essere più liberi nei movimenti, borraccia incorporata, tasche, taschini, qua sotto avevamo tutte queste tasche che si aprivano col velcro, quindi era tutto nascosto. Cioè, le nostre giacche erano un po' come le moto, con tanti serbatoi di benzina, qui avevamo tante tasche, prese d'aria da ogni parte per poter arieggiare anche qua sotto il braccio. Qui ci mettevano i tappi, la tabella di marcia. Qua dentro vedi che ho ancora i tappi della Dakar, guardate qua. Sono ancora quelli originali, sti qua. Sì, perché li mettevo sempre qua io, o di qua o di là, no, di qua, perché di qua si metteva la tabella di marcia dove facevi il timbro, infatti c'è anche il segno, vedi qua c'è un controllo di passaggio. Quindi qui tu mettevi dentro la tabella piegata, no? E qui ti davano il timbro e andavi. Poi qui dietro abbiamo anche la gobba fatta apposta in caso di caduta. E qui sotto c'era la borraccia, eccola qua la borraccia. Quanti litri riuscivi a portare? Qui c'era 1,5 litri. Ma durante la gara quanto bevevi? Poco, bevevamo poco, abbiamo sempre fatto un grande sbaglio a non bere, no, ma perché non sapevamo, quando bisognava bere tanto di più. Adesso vi faccio vedere un po' di caschi. Allora prendiamo questo questo non è il primo, questo è comunque un casco che ho corso con la Cagiva, si vede dal logo Lucky Stride, i colori che riprendono i colori della divisa sociale, i miei storici sponsor. Qui ne ho uno più vecchiotto, che era il casco con cui ho fatto il primo rally di Tunisia, la Gerba 400. Ero sponsorizzato dalla Totip, questi sono i colori Totip, che erano i colori con cui correvo assieme alla Puc Frigerio. Andando in ordine, più o meno, non li ho tutti qua i caschi, alcuni caschi li ho in un'altra stanza. Questo è il casco con cui ho vinto la Dakar dell'88 con la Honda bicilindrica, quindi questo è colori Honda, colori Africa Twin, lo rimetto al suo posto. Poi lì abbiamo visto prima con la Cagiva, poi qui abbiamo quello con cui ho vinto nel 94, sempre un casco Nolan, facciamo pubblicità alla Nolan. Poi abbiamo questo casco che ho utilizzato quando feci terzo assieme a Cagiva con lo sponsor Camper, era una moto tutta rossa. Casco 1996, sono passato alla Rai. Con questo casco ho vinto la Dakar del 96 assieme a Yamaha. Questo è il casco che ho utilizzato nell'ultima edizione,
con KTM, quindi nel 99. Questi due caschi, anzi questo è quello che ho usato con BMW nel 98, BMW Schalber, però la moto era ufficiale, Schalber era una copertura perché la BMW non voleva comparire, quindi la moto con cui ho corso era totalmente costruita in BMW. Sono stato anche nella Galleria del Vento in BMW a fare i test, quindi vi posso assicurare che la moto arrivava dalla casa madre, però all'epoca, essendo la prima edizione per BMW, non voleva figurare in prima persona, diede l'incarico al team Schalber, che era un ex pilota di enduro, che ha gestito tutta la squadra, quindi i colori erano del team Schalber, poi un po' di colori BMW appena appena. Poi l'anno dopo il team è diventato ufficiale, quando io lasciai la BMW per KTM. L'ultimo casco che ho qui, poi come vedete, questo qui è un casco che ho utilizzato per fare i primi Desert Challenge, perché io quando smisi di fare la Parigi-Dakar mi sono inventato una formula, Desert Challenge, e ho iniziato a viaggiare per un po' in tutti i deserti di tutto il mondo. Quindi ho attraversato il deserto del Teneré con questo casco, sono anche caduto fra l'altro, ho rotto anche il casco. Poi ho fatto il deserto dell'Atacama in Cile, sono salito quasi a 6.000 metri con una Honda Transalp, poi il deserto dei Gobi in Mongolia, poi sono tornato in Africa, ho fatto il deserto della Libia, l'Akakus, ho girato intorno all'Akakus, poi per finire ho fatto la Transiberiana con la Ducati, però con una moto stradale. All'epoca avrei dovuto usare la multistrada, che vediamo oggi sulle strade, che era ancora un prototipo, non era pronta, mi hanno mollato lì un ST da strada e mi sono sparato 18.000 km da Bologna, partenza in occasione del World Ducati Weekend a Bologna, fino a Vladivostok in 17 giorni. Quindi abbiamo fatto un sacco di chilometri e abbiamo attraversato tutta la Russia. Parlo il plurale perché non ero solo, io ero solo, poi avevo al mio seguito uno staff di persone che filmava, documentava, avevamo una guida russa per poter attraversare tutti i confini, abbiamo fatto anche il Kazakistan e siamo arrivati a Vladivostok, nel famoso porto di fronte al Giappone, e da lì siamo tornati a casa. Qualche macchina sul mio ufficio, perché come vi dicevo io ho sempre avuto la passione delle auto e quindi qualche auto ci deve essere.